Eder. Mac. Pallister. La mattina del 14 dicembre 2021 resta il buco nero della scomparsa di Liliana Resinovic. In questo varco temporale si colloca la lettura del consulente informatico Michele Vitiello per la difesa di Sebastiano Visintin, il silenzio digitale del telefono dell'uomo, registrato nelle ore cruciali mentre lui afferma di essere in laboratorio. Sarebbe compatibile con un ambiente poco favorevole alla ricezione oppure con un uso non connesso del dispositivo. La routine delle consegne mattutine fornirebbe cornice ai movimenti. La pedalata a cavallo di mezzogiorno, ripresa da un action cam, attesterebbe la ripresa delle attività personali. Ne deriverebbe, secondo Vitiello, un alibi che non viene smentito dai dati tecnici. I fatti accertati che smentiscono punto per punto questa impostazione sono netti. Primo, il pattern storico dell'utenza. Nei giorni e nei periodi precedenti, quando Visintin si trovava nello stesso laboratorio, il suo telefono risultava regolarmente agganciato alla rete e produceva eventi. Il lungo silenzio si verifica solo il 14 dicembre. Non è quindi una normalità dell'ambiente, ma un'anomalia unica proprio nella finestra critica. Secondo, l'asserita abitudine a tenere il telefono spento durante il lavoro non trova conferma nei tracciati precedenti. Se fosse consuetudine, emergerebbero silenzi analoghi nelle stesse fasce orarie in altre giornate comparabili. Terzo, le consegne mattutine invocate come pilastro dell'alibi non sono documentate con una catena minuto per minuto di orari, ricevute e testimoni identificati che copra integralmente la finestra utile. Senza questa granularità, la routine non blinda gli spostamenti. Quarto, la pedalata e il video. Che esista un'uscita in bici è coerente con le immagini, ma l'orario non è certificato in modo indipendente. La scheda della Action Cam è stata formattata in epoca successiva ai fatti, circostanza che indebolisce la catena di custodia e impone una sincronizzazione esterna dei tempi che non risulta dimostrata. Un filmato prova ciò che mostra, non quando lo mostra, se non è legato a una fonte di tempo affidabile e a supporti rimasti intatti. Quinto, il tracciato di Liliana nelle prime ore. L'attribuzione di alcune sagome riprese in città è contestata. Anche ammettendo taluni passaggi, restano intervalli scoperti non colmati da evidenze dure. Una sequenza di tappe non contigue non può fungere da prova di continuità degli spostamenti. Sesto, il versante bioforense. Le risultanze peritali più recenti valorizzano un meccanismo asfittico, con intervento di terzi e lesioni considerate ante mortem, fra cui la frattura vertebrale toracica. Questo quadro non è conciliabile con letture autorisolutive del caso e alza la soglia probatoria richiesta a qualsiasi alibi fondato su marcatori tecnologici. Per controbilanciarlo servono riscontri esterni, indipendenti e continui. Settimo, l'ecosistema dei dispositivi. Sono agli atti criticità successive nella gestione dei supporti e disallineamenti tra ciò che emerge dai tabulati e ciò che rimane nella memoria dei telefoni. Non provano dolo da soli, ma sommate all'unicità del silenzio in laboratorio il 14 dicembre, erodono la pretesa normalità tecnica evocata da Vitiello. Il risultato, sul piano della cronaca, è chiaro. La tesi difensiva secondo cui il laboratorio spiegherebbe il blackout del telefono viene smentita dal comportamento abituale dell'utenza nei giorni precedenti. La cornice delle consegne non chiude la finestra decisiva. La pedalata non ha un'ora certificata in modo indipendente. Il quadro peritale pende verso l'interferenza di terzi. Finché non esistono test tecnici replicati nel laboratorio che riproducano quel silenzio con lo stesso device, una timeline continua e terza che copra l'intera mattina e una validazione esterna dell'orario del video, l'alibi non raggiunge lo standard richiesto per resistere ai fatti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.